Via! Memo 2 punti, non vedo bici, quindi non so se dobbiamo stare nel marciapiedi o in strada. C'è anche la bici, siamo gli unici in bici, incredibile. La prima a destra, hai capito? La cosa più bella che puoi portare nel camper, la bici. Eccoci alla nostra prima infrazione. Qua ci sono, vedi per terra sti cartelli gialli con scritto che le bici devono andare di qua e noi andiamo di là. Nice. Guarda, eccola là, guarda che mega cattedralone. Sì, guarda che mega cattedralone. Wow, no, fantastico. Wow. Stupendopoli. Allora, siamo arrivati nel centro, lì c'è una delle enormi basiliche da vedere e lì a sinistra vedi che spunta il piccio, ce n'è un'altra. Adesso noi ci leghiamo le bici lì e via. Preparati a una cosa stratosferica. Enorme, enormissima. Chiedevamo perché a PEX ci fossero tutti sti lucchetti attaccati ovunque da qualsiasi parte. Qui dice che la storia, quella dei lucchetti degli innamorati, è una tradizione specifica della città ungherese di Pécs, nata all'inizio degli anni '80. Quando questa moda curiosa e romantica iniziò a dilagare, le autorità cittadine tentarono subito di bloccarla rimuovendo i lucchetti. Poi, scoraggiati dall'entità del fenomeno, pensarono di dedicarci una cancellata ad hoc, dove tutti gli innamorati di passaggio potessero lasciare il loro lucchetto in bella mostra. Ma lo spazio finì presto, la cancellata venne riempita in poco tempo e dal centro della periferia di Pécs iniziarono a ricomparire dappertutto gli amati e odiati simboli metallici dell'eterno mole. Quindi praticamente è nata qua, a Pécs, la storia dei lucchetti, non forse in Italia. E niente Italia, noi abitiamo qui. Stupendo. E adesso ti pare che non entriamo e che non ti cazzo la musichetta?
visto che roba, è incredibile questa basilica, è pazzesca. Va, che roba, ovviamente ti ho puntinato tutto, Ehi, fortuna che abbiamo chiesto alla signora, no, che era chiuso, e alla fine ci ha detto no, l'entrata è dall'altra parte, così siamo entrati. E qua dietro c'è il parco. Il parco. Ah, eccolo qua il bastione, ecco, così non serve neanche a prendere le bici. E questo è il bastione. E adesso, no, questa è parte del bastione. Adesso ti puntino comunque anche questa parte qui, dato che è attaccato alla basilica. Dopodiché con le biciclette andiamo a vedere l'altra parte. Fico, cosa stanno facendo? Stanno pinzando, andiamo a rompergli i coglioni che stanno pinzando, dai. Così vediamo in anteprima sulle puntine porno del mondo. Che forte, è ripido, abbastanza ripido. Guarda, ci sono anche i piccioni che tubano. Guarda a sinistra, là in alto. Minchia, ci danno dentro, Yeah. Cavata. Figo, no, ma le mutande su. Che figata. Ecco, sì, perfette per Singano queste scale qua. Adesso vabbè, metto la fotocamera in zaino e scendo anch'io in retro come il tipo. Ok, abbiamo anche le cose ancestrali. Adesso visitiamo un attimo veloci questo parchetto e dopo andiamo a prenderci le bici. Qua praticamente c'è la fontana per far skate. E ora andiamo a vedere se c'è l'entrata per ste necropoli, acropoli, agropoli, Costantinopoli, che cavolo sono. Mausoleo cristiano patrimonio UNESCO. Sì, mozzo se non è a pagamento. Poi là, sono arrivato io, si sono accese. Guarda te, un po' come il lama prima, no? C'è un riconoscimento. Allora, non fumare va bene, però secondo me è to pay. Cioè io capisco tutto bello eccetera, però c'è un omino che ci sta guardando. Se iniziamo a pagare tutto quanto, 1900 fiorini, quanti sono? Neanche 3 euro. Facciamo? Buono. Ma non lo so. Ma alla fine è il culo della chiesa che abbiamo visto prima, che si vedeva da sopra. Sotto dove c'erano anche le monete. Vabbè, cazzo ce ne frega. Dopo solo 5 ore hai trovato la fontanella, cosa ti lamenti? Adesso puoi lavarti del grasso della catena della bici che è caduta. Intanto al tu facciamo vedere la fontana degli skate, che non è per gli skate, ma secondo me ci vai bene, perché guarda che belle rampette, fai whoop, whoop, dopo fai la whoop, whoop. Bello, tutto molto bello. Io però vorrei prendere la mia bici, anche perché adesso ho i cornetti nella bici, quindi vado via. No, tutto comodo, alto, con la schiena dritta, non mi pare vero. Le puntine del mondo, National Geographic Collaboration 2019, qua vedi, esatto, tutti che si accoppiano, che sono anche brutti, ma si accoppiano lo stesso, cioè c'è proprio un desiderio di accoppiarsi incredibile, cioè nonostante ciò, allora, pazzesca. Cioè tu ciucciati piuttosto ste robe qua, non si capisce se è una chiesa, sì è una chiesa. Occhio che è chiuso, 10 euro che è chiuso, te l'avevo detto, 10 euro. Mentre c'è solo un senso. Non lo so, non capiamo i cartelli per le bici, cioè divieto di accesso in bici oppure divieto d'accesso tranne chi beve, cioè chi che viene in bici. Perché vedi, là ce n'è un altro con le frecce, sia su che giù. E là è chi beve, no, è un casino, è un casino. Più avanti ce n'è un altro verde, che cazzo vuol dire? Boh, ma noi che siamo ignoranti, andiamo avanti, gli diciamo, potevate scriverlo in English. Potevate usare Google Maps. È vero, aspetta, perché sono tutti che si accoppiano, che copulano, quindi io con Giovanni devo stare attento, mandalo via in mezzo a strada. Ah, è vero, praticamente il cartello ti dice che puoi parcheggiare metà nel marciapiede e metà no. Cioè io per sto giochetto mi sono preso una multa in Italia.